Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mister, contro la capolista si sapeva, la squadra più solida del campionato, lo dimostra la sua classifica, non dobbiamo scoprirla noi, però un buon Mestre dopo forse un primo tempo un po' bloccato da entrambe le parti, che nella ripresa, gol subito, ha saputo reagire alla grande. Cosa ne pensi? Hanno reagito bene i ragazzi. È ovvio che poi quando giochi contro la prima della classe, se hanno ad oggi mi sembra hanno 15 punti in più della seconda, poi adesso ci sono dei risultati un po', mi sembra che il Treviso stia perdendo, quindi dico una squadra che ha 15 punti in più vuol dire che qualcosa sicuramente c'è in più delle altre. E noi siamo stati bravi a reagire dopo il gol loro. I ragazzi ci hanno messo veramente l'anima per riuscire a provare a pareggiare, perché poi non è così scontato. Venivamo da una partita che secondo me, ne avevamo parlato con la squadra, è stato un episodio quello contro il Charlins, però oggi non era facile perché perdi la partita, poi ti trovi a giocare contro la prima della classe, non è mai facile, i ragazzi sono stati veramente bravi. Secondo lei quindi pareggio, giusto? Ma credo di sì, forse non meritavamo neanche di perdere, il pareggio credo sia il risultato giusto, anche un po' per le occasioni che abbiamo avuto noi e loro, che mi sembrano anche veramente molto poche, i portieri non è che abbiano fatto delle parate importanti. Un'altra nota positiva è sempre il pubblico che continua a rispondere, è anche una soddisfazione, no, per i ragazzi poter giocare con una bella cornice di pubblico. Beh, noi speriamo di portare avanti questo trend di pubblico che ci vengono a vedere, perché credo che poi faccia parte dello sport, soprattutto del calcio, avere gente che ti viene a vedere. Noi cerchiamo anche di dare uno spettacolo, perché poi alla fine cerchiamo di giocare a calcio, cerchiamo di impegnarci per i tifosi, per gli ultra, e cerchiamo quindi sì, di attirare ancora di più queste persone allo stadio. Sì, una domanda, mister. Molto nervoso il finale, cosa è successo? Ma no, non è successo niente, come nelle partite che sono un po' più sentite, come è successo anche contro il Treviso, poi ci sta un po' gli animi, ci stiamo noi che non vogliamo magari perdere la partita o pareggiarla, e loro uguale, poi succede così, ma finisce tutto lì, finisce tutto a bordo campo, poi non c'è nessun problema. Mister Andreucci, come analizzavamo con il suo collega, partita difficile per entrambe le formazioni, un po' bloccata nel primo tempo, poi si è sbloccata con il gol vostro nel secondo tempo e poi una buona reazione della squadra di casa. Cosa ne pensa? Credo che sia stata una gara, anche il primo tempo dal punto di vista tattico, interessante, anche se tutte e due le squadre non si sono sbilanciate. Noi abbiamo fatto secondo me una buona gara. Il primo tempo potevamo sfruttare meglio qualche situazione, perché quando siamo ripartiti in alcune situazioni potevamo essere più incisivi. Il secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la partita, poi per un periodo l'abbiamo anche gestita bene, poi è arrivato il loro gol e loro si sono chiaramente galvanizzati, hanno avuto 10 minuti interessanti dove noi abbiamo dovuto anche soffrire un attimo. Però credo che sia un pareggio tutto sommato giusto, un derby ben giocato, come è giusto che sia un derby anche agonisticamente valido. Per cui noi siamo venuti qua per fare punti, ci siamo riusciti, e se erano 3 era meglio, e 1 ci va bene lo stesso, perché sapevamo che oggi non era una domenica facile. Ben giocato e anche molto, come tutti i derby del resto, anche molto sentito. Ma è chiaro, ma è giusto che sia così, no? Sono due squadre che stanno facendo bene, loro chiaramente hanno avuto una reazione dopo il gol, anche se lì per lì hanno anche avuto loro un momento di difficoltà. Per cui un derby che, diciamo, ha vissuto anche di emozioni, no? Di emozioni dentro la partita. Tutte e due le squadre ci tenevano, è finita in parità e dobbiamo accettare i risultati. Mister, come si gestiscono 15, 16, 13. 14, 13, quelli che siano punti di vantaggio sulla seconda, anche a livello di concentrazione fino alla fine del campionato? Si guarda avanti, si lavora tutti i giorni per fare bene, si cerca sempre di stimolare i ragazzi, perché si gioca una partita alla volta, e questa deve essere la nostra forza, e lo è sempre stata anche nei momenti magari
in cui dovevamo vincere veramente le partite, come è successo anche oggi. Noi siamo venuti qua per vincere e lo abbiamo dimostrato, bisogna continuare così. Quando sei andato in vantaggio, mister, pensavi di portarla a casa la partita? Quando siamo andati, no, veramente pensavo di giocarla ancora bene, come abbiamo fatto. Abbiamo fatto meno bene quando qualche minuto che abbiamo preso gol, abbiamo perso qualche equilibrio, abbiamo sbagliato qualche passaggio facile, però nel complesso credo che abbiamo giocato una buonissima partita. Tra l'altro 2 gol su 2 calci d'angolo. Sì. Quando Si sa che gli episodi in queste partite possono fare la differenza. In finale un po' di nervosismo. Ma ci sta, fa parte del gioco e fa parte anche, come mi diceva lei prima, come si gestiscono. Si cerca sempre di vincere, no? Si cerca e si vuole sempre vincere, perché è giusto che sia così e noi continueremo su questa strada, al di là dei punti, non bisogna guardarsi nello specchietto retrovisore, bisogna guardare avanti. E provare magari anche a recuperare qualche giocatore. Ma noi dobbiamo pensare ora a quelli che ci sono, quelli che non ci sono, è chiaro che pensiamo di recuperarli, però questi ragazzi qui che ora stanno giocando, stanno dando ottime risposte tutti quanti sotto il profilo degli equilibri, sotto il profilo dell'impegno, anche sotto il profilo tecnico, perché alcune giocate che abbiamo fatto sono state buone, per cui massima fiducia in tutti quanti, perché noi abbiamo una buona rosa. E credo che in queste partite lo stiamo vedendo. Una parola sul Mestre, come l'ha visto rispetto anche all'andata? Il Mestre è sempre una squadra pericolosa, anche loro hanno una buona rosa perché hanno messo dentro Barzon, che sicuramente è un giocatore che in certi momenti della partita la può anche spaccare e ha creato dei presupposti buoni, ma mi sembra una squadra che in questo momento è solida e che possa far punti con tutti, per cui credo che il mio amico qua Zanon insieme al mister Giacomin stiano facendo un ottimo lavoro. Siamo con Matteo Pinton, l'autore del gol meritatissimo del pareggio del Mestre, reduce da già una serie di prestazioni importanti e oggi è arrivato il coronamento con questo bel gol, se ce lo vuoi raccontare. Sì, era un calcio d'angolo. La palla è arrivata lì, ho visto che Maset l'ha mezza svirgolata e ne ho approfittato, ho fatto la tap-in, l'ho buttata dentro insomma. Matteo, un Mestre che dopo aver subito lo svantaggio ha avuto una forza anche caratteriale di reazione importante, forse appunto il gol del pareggio è arrivato proprio nel momento di maggior pressione. Sì, sai, quando vai in svantaggio contro la prima in classifica non è mai facile, poi a noi non era mai successo durante tutto l'arco del campionato di recuperare una partita, quindi siamo felici di quello che abbiamo fatto e penso che sia la strada giusta insomma, per andare avanti. C'è qualcuno in particolare a cui vuoi dedicare questo gol? Ma lo dedico alla mia famiglia, ma soprattutto alla squadra, perché comunque grazie al lavoro di tutta la settimana e di tutta la squadra che succedono queste cose. Anche un pubblico che si sta risvegliando in queste ultime 2 partite, un numero di presenze importanti, un calore importante. Cosa significa per voi, anche giocatori, ragazzi della squadra, avere un pubblico che vi segue con questo calore? No, a noi fa grande piacere vedere che tutta questa gente viene a vederci, poi ovviamente sta a noi portarcelo dalla nostra parte con i risultati e con le prestazioni, però vedo che il pubblico sta rispondendo bene e di conseguenza anche la squadra ha una motivazione in più per far bene. Un match un po' dei due volti, nel senso che primo tempo squadre più attente non si sono sbilanciate troppo, secondo tempo piglio decisamente diverso. Sì, penso che nel primo tempo ci siamo un po' eguagliati sotto il punto di vista del gioco, poi noi sapevamo che loro primi in classifica più 15 sulla seconda vuol dire che sono una squadra forte, quindi forse siamo stati un po' più attenti in difesa e meno sbilanciati in avanti. Poi una volta preso il gol sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più, abbiamo iniziato a giocare il pallone e abbiamo trovato il gol.